Camionista, ennesimo incidente mortale questa mattina in A4, anche stavolta la vittima è un autotrasportatore, un 54enne trevigiano, tratto chiuso, traffico paralizzato. Malore o distrazione mentre manovra un trattorino, operaio comunale di 64 anni finisce in un canale a Nega, la tragedia a Costa Bissara, la vittima stava per andare in pensione. Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, 19 denunciati dalla Guardia di Finanza, tra questi anche alcuni nomadi che hanno incassato 45.000 euro di contributo. Un'azienda zootecnica su 10 in Veneto ormai prossima alla chiusura, allevamenti in ginocchio per il rincaro delle materie prime e sugli agricoltori si abbatte anche la crisi idrica. Siamo disorientati da questa politica miope, duro attacco di ANCI e Veneto contro le parole del Premier Draghi che si è detto contrario al super bonus 110%, misura che sembra ormai a rischio. Avevano affisso in vetrina l'annuncio cercasi commesse diciottenni libere da impegni familiari, suscitando molte polemiche, multa da 7.000 euro a titolari di un negozio di Asiago per violazione del codice delle pari opportunità. Gli alpini veneti in partenza per la 3 giorni di adunata nazionale al via da domani a Rimini San Marino, domenica la diretta non stop su Antenna 3 per raccontarvi lo sfilamento delle penne nere. Mostra del cinema, il prossimo Leone d'Oro alla carriera verrà consegnato a Paul Schrader, lo storico sceneggiatore di Taxi Driver e regista di American Gigolo e Il bacio della pantera. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con l'ennesima tragedia in A4, perché a 24 ore dalla morte di un camionista deceduto nello scontro tra tir ieri proprio in A4, oggi a perdere la vita un altro autotrasportatore in un altro incidente, in un altro tamponamento. L'autostrada A4 ancora una volta scenario di un drammatico incidente stradale nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Trieste, è costato la vita ad un camionista di 54 anni di San Fior, Guido Arnosti. La tragedia si è consumata poco prima delle 10 all'altezza del ponte sul fiume Tagliamento. In quel tratto l'autostrada è a 3 corsie. Un camion che trasportava mangimi con alla guida Arnosti, per cause che ora sono al vaglio della polizia stradale, ha tamponato un tir carico di frigoriferi che a sua volta è finito contro una bisarca. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato dalla cabina il 54enne rimasto incastrato, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Il SUEM non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito il conducente del camion frigo, illeso il terzo camionista. La notizia della morte di Arnosti ha sconvolto tutta la comunità di San Fior, dove l'uomo viveva con la moglie. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale con la chiusura di quel tratto di A4 e dell'ingresso dello svincolo di Latisana in direzione Venezia, riaperti dopo circa 3 ore verso le 12.30. Sul posto, oltre agli agenti della stradale, anche i tecnici di autovie per ripristinare il tratto. L'incidente di questa mattina arriva 24 ore dopo l'altra tragedia in A4, costata la vita ad un camionista sloveno morto nel tamponamento tra tir tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste, in quello che ormai è stato denominato il tratto maledetto, a 2 corsie per i cantieri per la realizzazione della terza, caratterizzato da numerosi incidenti. È un bollettino di guerra, non possiamo continuare su questa strada. Abbiamo appena festeggiato il 1° maggio, anche il Papa ha fatto presente che non si può morire e andare a lavorare per mantenere la propria famiglia. Aspettiamo che questa concessione venga data o rinnovata, quello che vogliono, ma l'importante è che si inizi i lavori. E ancora una tragedia sul lavoro, si rovescia con il trattore nella roggia mentre taglia l'erba ai margini del fossato. Non c'è stato nulla da fare per un dipendente comunale di Costa Bissara nel Vicentino, sarebbe andato in pensione a breve. Tagliava l'erba accanto alla pista ciclabile che corre lungo via Martiri della Libertà a Costa Bissara, quando il piccolo trattore che stava guidando è scivolato all'interno del canale, poco prima delle 13. Forse un malore o una fatale distrazione, non c'è stato nulla da fare per Antonio Fabris, 64 anni, che non è riuscito a liberarsi. Dipendente comunale da sempre, operaio esperto, stava lavorando alla manutenzione. Sarebbe andato in pensione a breve, lascia le lacrime e lo sgomento tra chi con lui ha lavorato per anni. Era un dipendente del comune, sì, è stato assunto alla fine degli anni '80 e è stato assunto anche in una mia prima amministrazione appunto ai fine degli anni '80. Però non le dico altro perché sto vivendo un dolore tremendo, perché avevo anche instaurato un rapporto umano con Antonio Fabris anche particolare, perché aveva avuto una vita tribolata. Avevo instaurato un rapporto anche speciale con lui.
A chiamare i soccorsi un automobilista che si è accorto del trattore riverso in acqua e ha allertato il comune. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Non ha esitato uno degli agenti a lanciarsi nel tentativo disperato di salvare l'uomo, il collega. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario. L'hanno rianimato per un'ora, non c'è stato niente da fare. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il parroco della chiesa di San Daniele a Padova aggredito e derubato da 2 persone senza fissa dimora che conosceva. I malviventi, dopo avergli chiesto soldi, lo hanno spinto a terra e derubato del telefono. Monsignor Guido Cavazzana è stato accompagnato in ospedale con l'ambulanza per lo stato di forte agitazione causato dallo shock. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili del gesto, che subito dopo il fatto sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Redditi di cittadinanza percepiti illecitamente, 19 denunce nel Vicentino da parte della Guardia di Finanza. Percepivano il reddito di cittadinanza senza avere diritto al sussidio. Per questo 19 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Vicenza. I controlli delle Fiamme Gialle hanno portato a recuperare somme erogate per il sussidio pari a 205.000 euro. L'attività investigativa ha interessato tutta la provincia, in particolare Vicenza, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Marostica, Rosà, Breganze, Romano de Zelino, Cornedo Vicentino, Villaverla e Zugliano. La Guardia di Finanza di Vicenza ha messo in campo diverse decine di controlli in materia di reddito di cittadinanza. Circa 21 di questi sono risultati irregolari. Si va da omesse comunicazioni di informazioni utili per l'istruttoria del reddito di cittadinanza fino alla comunicazione di dati invece assolutamente falsi. In alcuni casi ci siamo concentrati su soggetti che in realtà avevano nel nucleo familiare cespiti o beni mobili o redditi da lavoro dipendente non dichiarati, in altri casi soggetti che hanno fittiziamente comunicato all'ente erogatore di risiedere in Italia da più di 10 anni. Addirittura in un paio di questi casi i soggetti extracomunitari che sono stati sottoposti a controllo sono risultati addirittura irreperibili. Tra i denunciati anche alcuni nomadi residenti in un campo del Vicentino che avrebbero incassato 45.000 euro di contributo. Denunciata anche una donna che, incassati 11.000 euro di sussidio, avrebbe omesso di dichiarare che il marito era detenuto in carcere al San Pio X di Vicenza. Nei prossimi giorni la Guardia di Finanza proseguirà i controlli a contrasto dell'indebito accesso a erogazioni pubbliche e a prestazioni assistenziali a danno dei cittadini davvero bisognosi. Non ci fermeremo qui, andremo ancora avanti, abbiamo tanti controlli che stiamo mettendo in campo in questi giorni, anche grazie al supporto di diverse amministrazioni provinciali e comunali, e naturalmente l'intento è quello di far sì che le risorse arrivino a chi ne ha effettivamente bisogno. L'economia, con la crisi delle aziende zootecniche, il 10% va verso la chiusura, dice il direttore di CIA Veneto, che non nasconde le preoccupazioni anche per la sempre più grave crisi idrica. Sul settore zootecnico e quello da latte noi abbiamo oggi circa 2.700 aziende nel Veneto. Il 10% di queste aziende sono in fase di chiusura, si sono indebitate in maniera importante, non hanno più finanziamento e quindi non hanno nemmeno i soldi per pagare le materie prime per dar mangiare agli animali. Freddi numeri, ma che inquadrano con estrema chiarezza quella che è la crisi del settore zootecnico veneto, le prese con l'impatto della guerra in Ucraina tra mancanza di materie prime necessarie all'alimentazione del bestiame e i rincari dell'energia. Spiega Antonini, si stima che su 10 attività 2 stiano chiudendo. Non c'è tempo da perdere, è necessario intervenire subito per non veder scomparire dal nostro territorio realtà fondamentali. Non si capisce come mai oggi a livello europeo si vengono dati contributi pari a 400 milioni di euro alla Francia e pari a 250 milioni di euro alla Spagna per quanto riguarda il settore zootecnico, e in Italia si sta ancora discutendo a chi darli. Quindi noi dobbiamo anche incidere in questo, dobbiamo cercare anche come Paese di
accaparrarsi tutti quei finanziamenti e contributi che sono dati a livello europeo. Ma come se questo non bastasse, le imprese agricole devono fare i conti anche con una grave siccità. Ieri dichiarato in Veneto lo stato di crisi idrica con la firma da parte del presidente Zaia di una seconda ordinanza. Oggi siamo senza acqua, evidenzia Antonini. I bacini di montagna sono al 30% della loro capienza, quando in questa stagione negli anni scorsi erano al 100%. È necessario investire in piccoli invasi che abbiano la capacità di immagazzinare acqua quando ce n'è molta e poi rilasciarla quando manca. Gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte razionalizzando l'acqua per l'irrigazione, ma questo significa ridurre la produzione. Già oggi abbiamo circa una riduzione della produzione del mais intorno al 5%. E non è che oggi noi gli agricoltori non impiantano il mais o seminativo o d'altro, razionalizzano l'acqua. Chiaramente tra un impianto, tra un terreno che si dà acqua e un terreno che non si dà acqua si ha una riduzione delle produzioni che va oltre al 30% in meno. Siamo disorientati perché da un lato la sostenibilità, la riqualificazione e l'attenzione agli aspetti green sono considerati fattori decisivi per il futuro del Paese, ma poi si demolisce lo strumento in grado di facilitare questa rivoluzione che non riguarda solo l'edilizia ma i territori e il loro sviluppo. E la dura reazione del mondo dei costruttori veneti per bocca del presidente di ANCE Paolo Ghiotti alle parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che parlando ieri alla plenaria del Parlamento europeo si è detto contrario al superbonus 110% perché ha triplicato i costi previsti. Un messaggio anche al Movimento 5 Stelle che ha ideato la misura con il quale i rapporti sono tesissimi. In questo modo, attacca ANCE, si scaricano le fibrillazioni politiche sull'edilizia senza comprendere che rischia di mettere in ginocchio un settore che già deve far fronte agli aumenti delle materie prime, dell'energia e del costo del carburante. A giudizio di ANCE l'eliminazione del superbonus è una scelta miope di una politica che non guarda al futuro e che quindi prende le decisioni più facili e non quella più giusta. Multa da 7.000 euro per il negozio dell'altopiano dei 7 comuni che aveva esposto un cartello per cercare una commessa, c'era scritto 18enne libera da impegni familiari. La sanzione è stata decisa dall'Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Cercavano collaboratrici per il loro negozio e avevano affisso un annuncio in vetrina. Ma il tono dell'offerta aveva suscitato un vespaio di polemiche e ora i titolari di un esercizio commerciale dell'altopiano dei 7 comuni sono stati sanzionati anche dall'Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Il cartello diceva cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari e questa frase è stata ritenuta una violazione del codice delle pari opportunità, rappresentando, secondo l'Ispettorato, una discriminazione all'accesso al lavoro. In sostanza, i titolari del negozio avrebbero posto come requisito d'accesso al lavoro distinzione di sesso, età e condizione familiare. Per questo sono stati sanzionati per un totale di 7.000 euro. Della faccenda si è interessato anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui direttore ricorda come la cultura del rispetto sia lontana, prima ancora del diritto del lavoro. Se a 52 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, l'ente è ancora obbligato a intervenire per episodi simili. Processo a Samuele Sorato per il crack della BPV. Oggi a Vicenza l'audizione dell'ex vice direttore generale Emanuele Giustini. Nuova udienza in tribunale a Vicenza per il processo separato per il crack della BPV che vede imputato Samuele Sorato, ex direttore generale dell'Istituto di Credito, la cui posizione per motivi di salute era stata stralciata dal processo principale. Gli adempimenti sono i medesimi di quelli che c'erano stati nel filone principale, nel processo nei confronti del presidente Zonin e degli altri imputati. E le aspettative sono più o meno le stesse che avevamo nel procedimento principale, cioè che si addivenga a una sentenza di condanna, anche se, ad essere sinceri, il tempo fino ad oggi trascorso rende le nostre speranze abbastanza flebili, in quanto siamo ancora al primo grado di giudizio, sono passati diversi anni, ci sarà poi il procedimento in grado di appello, l'eventuale terzo grado in Cassazione, per cui è pacifico che questo sarà un processo destinato alla lunga a terminare in prescrizione, io temo. Oggi l'audizione dell'ex vice direttore della Popolare, Emanuele Giustini, condannato in primo grado insieme all'ex presidente Gianni Zonin, imputato in appello nel maxi processo che si svolge nell'aula bunker di Mestre. Ripercorse le tappe professionali, dall'assunzione agli incarichi ricoperti al ruolo rivestito da Sorato.
Ci aspettiamo, come già ho sentito parlare prima il dottor Giustini, una conferma di quelle che sono state le responsabilità, in questo caso del dottor Sorato, nell'ambito della gestione della Banca Popolare, o meglio della mala gestio della Banca Popolare, per cui siamo nel corso della fase istruttoria. Le aspettative sono che venga alla fine che si giunga a una sentenza di condanna nei confronti del dottor Sorato. Prima chiusura per protesta della sua storia per il caffè Florian di Venezia. Commercianti ed esercenti di Piazza San Marco chiedono al Comune maggiore collaborazione. Dal 1720 il Caffè Florian di Venezia, il più antico locale ancora in attività del mondo, ha chiuso solo per motivi di causa maggiore. Dopo 302 anni chiude per la prima volta in segno di protesta, perché il palco nel quale si svolgono le cerimonie di consegna di laurea degli studenti di Ca' Foscari sorge praticamente davanti al locale. Eccolo il palcoscenico che ha acceso le polemiche in Piazza San Marco, una grossa struttura che servirà non solo per le cerimonie di laurea di circa 800 studenti di Ca' Foscari, ma anche per la cerimonia di solenne giuramento di circa 170 cadetti dell'Accademia Navale Morosini alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che avverrà sabato. Il problema non è solo la dimensione e l'ubicazione del palco, che generalmente viene montato davanti all'ala napoleonica della piazza, ma anche l'estremo ritardo con cui questo è stato comunicato al locale 3 giorni prima che iniziasse l'allestimento della struttura. E infatti è da qui che è nata la serrata. Rendeteci edotti il prima possibile per far sì che questo tipo di eventi siano il meno invasivi possibile e si riesca insieme a costruire questi eventi nell'interesse di tutto e di tutti. Vicino al Florian, il caffè Aurora ha deciso di rimanere aperto, seppur in piena solidarietà coi colleghi. Le motivazioni del Caffè Florian di chiudere sono assolutamente legittime, perché dopo 2 anni di Covid adesso ci fanno i lavori, il palco che di solito era fronte caffè Museo Correr adesso è qui davanti a noi, diciamo che il comune non ci ha aiutato. Nel frattempo, davanti alle vetrine chiuse del Florian, una coppia di amiche si scatta un selfie. Per fatalità siamo venuti apposta, ma è chiuso. Peccato. Per la prossima volta? La prossima volta sì, ci verremo. Nonostante il ritorno dei turisti, diverse serrande delle piazze rimangono chiuse. Troppo forte la crisi degli ultimi anni. E un luogo come il Florian non è solo un locale storico, è un'azienda con quasi un centinaio di dipendenti e un bilancio importante da rispettare. Senz'altro c'è un danno economico in giornate in cui vengono organizzate questo tipo di eventi. E dispiace che appunto vengano dopo 2 anni di pandemia e dopo l'Acqua Grande del 2019, quando sappiamo che ad esempio tutti i rimborsi per i danni dell'Acqua Grande sopra i 20.000 euro non sono ancora arrivati. A Rimini e San Marino è tutto pronto per la Dunata Nazionale degli Alpini e le penne nere del nostro territorio stanno ultimando i preparativi per la partenza. È un orgoglio dopo 2 anni che attendiamo, le penne nere nostre dell'Altipiano sono pronti a partire. Con grande orgoglio arrivare in quella città di Rimini che ci sta aspettando. A Rimini è tutto pronto per la grande adunata nazionale degli Alpini e anche le penne nere dell'altopiano dei 7 comuni stanno ultimando i preparativi e sono pronte a partire, come ci racconta il presidente della sezione ANAM Monte Ortigara, Enzo Biasia. Abbiamo 4 pullman che partiranno venerdì mattina, dopo il sabato mattina ci saranno gli automezzi privati con pulmini. Saremo sicuramente quasi dai 400-500 alpini a Rimini presenti. Una adunata molto attesa, quella di Rimini San Marino, dopo i 2 anni di stop imposti dalla pandemia. In arrivo penne nere da tutta Italia, ma anche rappresentanze di alpini delle sezioni estere. Intenso il programma con l'alzabandiera già giovedì 5 maggio e poi tanti appuntamenti fino a domenica, quando ci sarà l'evento Clou con il lungo sfilamento degli alpini. 90.000, quelli che invaderanno il lungomare di Rimini, saranno accolti come sempre da 2 ali di folla. Per gli alpini dell'Altopiano sarà una sorta di prova generale in vista del raduno del terzo raggruppamento in programma dall'8 al 10 luglio. Noi siamo legati alla montagna, però gli alpini devono andare anche al mare
mare, è obbligatorio, dobbiamo essere presenti anche al mare. Appuntamenti che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case. Domenica 8 maggio vi racconteremo in diretta la grande adunata di Rimini. A luglio saranno 3 giorni di dirette, a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10, con approfondimenti e collegamenti per farvi vivere tutte le emozioni delle penne nere che tornano sull'altopiano 100 anni dopo la prima adunata nazionale degli alpini. E come avete sentito, naturalmente Antenna 3 c'è per gli alpini. Domenica 8 maggio a partire dalle 9 seguiremo in diretta per tutto il giorno le emozioni dello sfilamento alla 93esima adunata nazionale di Rimini San Marino. Appuntamento dunque domenica 8 maggio a partire dalle 9 su Antenna 3 per le emozioni di questa domenica alpina. Sarà consegnato a Paul Schrader il Leone d'Oro alla carriera alla 79esima mostra del cinema il prossimo settembre. Un gigante della cinematografia statunitense, il 76enne è stato sceneggiatore di capolavori come Taxi Driver e Toro Scatenato, entrambi di Martin Scorsese, regista tra gli altri di American Gigolo, Il bacio della pantera. Sono profondamente onorato, ha dichiarato, nell'accettare la proposta. Venezia è il mio leone del cuore. Era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Arriva una perturbazione atlantica, dunque nella giornata di giovedì 5 maggio dovremo aspettarci una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento in giornata, dal pomeriggio però nubi in aumento e in prossimità delle zone montane si attiverà una spiccata variabilità con frequenti acquazzoni possibili inoltre sulle aree pedemontane e sulle pianure più occidentali. In estensione anche al resto della nostra regione entro sera. Temperature stazionarie minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, nuvolosità più consistente al pomeriggio, dalle ore centrali possibili piogge sui rilievi, in serata anche in pianura. Temperature minime sugli 8-14 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà più soleggiato, ma come vediamo al pomeriggio avremo nubi in aumento con deboli precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.